Ciao a tutti e benvenuti in questo canale. Oggi vi porterò a scoprire un luogo unico dove ciò che vedrete è paragonabile ad un fiordo norvegese. Infatti percorreremo un anello attorno ad un lago profondo più di 60 metri. Passeremo dei ponti sospesi e visiteremo un'altissima ed impressionante diga. Se questo vi alletta, seguitemi anche sul canale perché come sempre non abbiamo tempo da perdere. Gambe in spalla, andiamo! Ci troviamo sulle Prealpi, in provincia di Belluno, sull'altopiano di Lamonda. Quest'altopiano è isolato da profondi canyon scavati dal fiume Cismon e dal torrente Vanoi che delimita il confine con il Trentino. Questo territorio è assolutamente un mondo a sé, non solo per gli orsi preistorici qui ritrovati, dei quali vi ho parlato nel video precedente, ma per questa natura che è spettacolare, è dir poco. Dopo aver percorso la galleria siamo arrivati alla diga del Senaiga. Questa diga è stata costruita a forma d'arco per una ragione essenziale. Utilizza infatti un'invenzione risalente all'impero romano, le cui tracce si trovano anche sul ponte della via Claudia Augusta, che passava proprio per Lamonda. Subito dopo la diga, il sentiero prosegue dentro una grotta. Sarà, ma io adoro le grotte. Se non trovate spettacolare questo posto, non so cosa farvi vedere. Da qui il sentiero prosegue in salita fino ad un verde pascolo per poi rituffarsi nel bosco. C'è un'interessante leggenda che si racconta in questa valle. Si dice infatti che nelle sponde di questo lago si trovino le anguane. Sono delle creature mitiche, le cui origini si perdono nella notte dei tempi. Appaiono come bellissime fanciulle coperte da veli. Ma se le fai arrabbiare, diventano delle streghe vendicative. Fortunatamente, fino a qui, nessuna anguana. A seguito della costruzione della diga e del riempimento del lago, venne allagata la strada che collegava i pascoli e alcune abitazioni delle frazioni di Ronca e Piei, situate su questo versante sinistro del torrente Senaiga. Il risultato? Furono completamente isolate, fino alla costruzione del ponte che solo in un secondo momento fu eretto. Da qui riusciamo ad ammirare le montagne circostanti, tra cui il monte Agaro e il monte Coppolo, chiamato dai lamonesi la nostra montagna. Il sentiero fino a qui è facilmente percorribile e ben indicato. Stiamo arrivando al ponte tibetano e già lo vedo in lontananza. È un posto bellissimo. Ora vorrei fare un paragone. Questa in foto è il fiordo Geiranger in Norvegia, patrimonio dell'UNESCO. Poi mi trovo proprio qui a mettere a confronto il Senaiga, che non è assolutamente da buttare. E credo che a volte i tesori siano davvero dietro l'angolo. Il bellissimo sentiero
che abbiamo percorso oggi mi ha davvero emozionato. Ad Anello ha una lunghezza di circa 11 km e un dislivello complessivo di 500 metri. Infatti, la parte iniziale si inerpica lungo una mulattiera fino a raggiungere quota, per poi discendere dolcemente fino a valle. Se vi è piaciuto questo video, seguitemi perché la mia agenda di posti spettacolari da visitare è lunghissima e ce ne aspettano delle belle.